Negli ultimi anni ci sono state iniziative di associazioni appositamente costituite, interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento, ma nulla è stato chiarito sulle cosiddette scie chimiche segnalate anche nei cieli dell'isola. Adesso è l'Adiconsum sarda a tornare alla carica. Il segretario regionale Giorgio Vargiu ha scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, a tutti i ministri, chiedendo che venga fatta un'indagine sul fenomeno per capire in particolare se esistano pericoli per la salute dei cittadini. Continua infatti, specialmente nella Sardegna centrale, l'intenso traffico di aerei non identificati che tracciano strisce bianche diverse da quelle prodotte dai velivoli di linea. Intersecandosi fra loro generano un reticolato che si espande formando un manto nuvoloso su un'area molto vasta. Ambienti scientifici internazionali sostengono la tesi che le tracce contengano sostanze nocive per la salute come silicio e metalli di altra natura. Secondo alcuni la vicenda sarebbe riconducibile ad esperimenti militari o civili per le radiocomunicazioni o per provocare mutamenti climatici. A questo proposito Vargiu cita anche l'accordo di collaborazione Italia-USA del 2003 denominato Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici, nel quale si fa riferimento a siti sperimentali italiani dove vengono modificate artificialmente le condizioni ambientali a cui è esposta la vegetazione e di meccanismi di risposta delle piante.